adesso alla proclamazione all'assegnazione del premio Foglia d'Argento. La Foglia d'Argento è un premio che abbiamo pensato di istituire un anno fa, il Comitato Scientifico di Delta Convegni, per premiare una personalità, che sia del mondo del leasing, della politica, dell'economia, che avesse contribuito in maniera significativa a favorire, a incrementare il leasing, se vogliamo anche a proteggere in una situazione quale è quella attuale. L'anno scorso abbiamo premiato, se vi ricordate, quale primo premiato, anzi, il dottor De Candia. Anche quest'anno, come l'anno scorso, prima di tutto vorrei chiamare sul palco il comitato scientifico, se gentilmente volete accomodarvi. Il dottor Canciani, l'avvocato Trunfio, l'avvocato Colomba, dottor Perito, avvocato Recchi, avvocato Migliassi e avvocato Lissi. Prego. Questi signori sono gli artefici di tutto quello che voi adesso vedete. Noi abbiamo fatto, loro hanno stabilito il programma. Non è bello che alcuni siano seduti, altri in piedi, tutti in piedi. Dopodiché vorrei chiamare gentilmente, visto che sei stato il primo a ricevere il premio, il dottor De Candia, se vuole venire anche lui. Dottor De Candia, a lei l'onore poi di consegnarlo. Il piacere. Il piacere. L'avvocato Trunfio è il nostro proclamatore. La Foglia d'Argento, premio all'eccellenza nel leasing, viene conferito alla personalità che nel corso dell'anno si è contraddistinta in virtù degli sforzi profusi per la difesa e lo sviluppo del settore. Il Comitato Scientifico ha deliberato all'unanimità di conferire la Foglia d'Argento all'illustrissimo Senator Giorgio Santini, parlamentare attento ai problemi del nostro settore, capace di individuare, con l'ausilio della nostra associazione Assilea, le soluzioni normative innovative necessarie alla ripartenza del comparto. Le passo il microfono. Ma io intanto vi ringrazio Assilea, ringrazio Delta Credit per questo conferimento, come ho già detto a loro, del tutto immeritato, perché io ho fatto solo un pezzettino di quello che deve fare qualsiasi persona che ha delle cariche, delle opportunità anche di esercitare un po' di potere legislativo nella nostra realtà italiana. Come avete sentito, siamo in un momento difficile e lo scorso anno, insomma, durante la legge di stabilità, in rapporto appunto con Assilea in particolare, si è cercato di individuare, come in tanti altri comparti, degli interventi che potessero favorire in qualche modo la ripresa, lo sviluppo, i consumi, gli investimenti. E questa misura, insomma, siamo tutti contenti di sapere che non solo è stata adottata. Devo dire che è stato importante anche decisivo il contributo del governo, perché le proposte che si fanno, se non vengono recepite dal governo, hanno poca possibilità di passare poi concretamente. Quindi c'è stato un lavoro attivo anche del MEF, del sottosegretario Baretta, dell'allora viceministro Fassina, insomma varie persone che hanno aiutato durante la legge di stabilità per fare questo intervento, che poi ha permesso, come abbiamo visto, come sicuramente avrete detto o direte nel corso della giornata, che insomma tra tanti segni meno della nostra economia, il fatto che ci sia pure in maniera ancora, diciamo così, da migliorare, uno sviluppo, una positività nel settore del leasing è un fatto importante. Quindi ecco, io non aggiungo altro, ripeto, credo che io faccio il parlamentare da poco,
la prima legislatura, 1 anno e mezzo insomma, però credo che sia dovere della politica in questo momento parlare con un solo linguaggio, insomma, cioè evitare tante promesse, parlare con i fatti, cioè facendo il proprio dovere, cercando di dare una mano a un Paese che, come sappiamo, ha bisogno in questo momento dell'aiuto di tutti per uscire da una situazione difficile, e se insomma riusciamo a farlo, io penso che, come spesso diciamo, ce la possiamo fare. Bisogna lavorare, a mio avviso, in maniera molto dura, molto convinta, molto sinergica, e approfitto anche di questo onore, insomma, di ricevere questo vostro premio per dire, già ora, lo dicevo adesso parlando sottovoce con De Candia, se ci sono altri settori, altri ambiti, altre possibilità, adesso la legge di stabilità sta arrivando, tra 15 giorni sarà presentata, dove poter incidere per andare in questa direzione, di aiutare il Paese, di aiutare i consumi, di aiutare gli investimenti, credo che noi siamo a disposizione. Io sarò ancora impegnato in prima fila sulla legge di stabilità anche quest'anno, che comincia dalla Camera ma poi arriva comunque anche al Senato, quindi lavoreremo in sinergia per continuare questo percorso, ripeto, con tutta l'umiltà necessaria e con tutta la determinazione che possa dare una mano concretamente alle famiglie, alle imprese, a un Paese che merita di uscire dallo stallo attuale. Vi ringrazio ancora e auguri a tutti per il vostro lavoro. Le consegno il premio, posso solo che confermare la disponibilità che ha avuto con noi e l'attenzione che ha posto al tema, e quindi numeri alla mano, e siamo in questo caso riusciti ad ottenere stiamo riuscendo ad ottenere un importante risultato, quindi veramente grazie a tutti, da parte di tutto il settore. È andata bene anche lo scorso anno, non per merito solo nostro, anzi, ma devo dirvi, come potete immaginare, quando c'è la legge di stabilità ci sono moltissime sollecitazioni, moltissime associazioni di rappresentanza che ovviamente portano giustamente le loro istanze. Devo dire che non lo faccio per piaggeria, perché poi non sono neanche il tipo. Devo dire che il lavoro presentato e la proposta presentata dalla vostra associazione, da Asilea, era così ben fatta e così precisa che non ha avuto bisogno di nulla, davvero, lo dico, solo semplicemente di trasferirla in un emendamento che poi è diventato anche una norma. Quindi è stato già, in gran parte del lavoro è merito vostro sostanzialmente. Ecco, per questo dico che questo premio lo sento, lo apprezzo tantissimo, lo sento un po' immeritato, perché io ho fatto solo un'operazione doverosa di sentire un'istanza e di portarla avanti, ma l'istanza era davvero ben preparata, ben motivata, ben documentata, e questo insomma è un modo di lavorare che aiuta tutti, aiuta voi e aiuta anche chi poi deve prendere le decisioni. Vi ringrazio ancora.